A Natale si consumano moltissimi dolci a base di mandorle. In questo video faremo vedere come realizzare la pasta di mandorla e anche il divino amore, che sono due tipi di dolci fatti con lo stesso impasto, alla stessa modalità di lavorazione, con due gusti diversi dei due agrumi arancio e limone. Da non confondere con il dessert di mandorle classico che facciamo sia a Napoli e anche in altre parti d'Italia, che ha tutta un'altra lavorazione con il sacco a poscia, essendo un impasto molto più molle. Andate a vedere sempre le mie ricette dei dolci natalizi. Adesso in alto compare il link dei miei dolci natalizi. Cliccate sul link e verrete indirizzati direttamente su tutti i miei video sui dolci natalizi napoletani. Volevo ringraziare sempre tutte le persone che mi hanno fatto una donazione. Mi raccomando, sotto la descrizione insieme alla ricetta c'è il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo sempre più competente e interessante. Adesso andiamo a fare questa bellissima pasta di mandorle. Allora, la ricetta per pasta di mandorla e divino amore, la dose per circa 30 pezzi da 30 grammi, facciamo mezzo chilo di mandorle pelate, 500 g di zucchero semolato, 100 g di albumi, pasta arancio 2 cucchiaini colmi pieni e pasta al limone un cucchiaino colmo perché è molto più forte di quello dell'arancio, vaniglia quanto basta, filetti arancia e limone per decorazione, 400 g di cioccolato bianco sciolto. Ovviamente sia per la pasta al limone, pasta arancio e i filetti arancio e limone andiamo a vedere il mio video, come vi dicevo, di come realizzarli. Per prima cosa andiamo a mettere le mandorle pelate vuol dire senza pelle ovviamente, queste qua diciamo senza pelle, le andiamo a mettere in un mixer e andiamo a versare lo zucchero semolato sopra. Ovviamente mettete prima le mandorle, prima lo zucchero, non cambia niente, basta che poi alla fine iniziate a frullare e portiamo le mandorle e zucchero a farina in modo tale da avere un composto molto sottile, molto fine. Vedete, lo portiamo, ecco. Voi potete usare qualsiasi mixer o frullatore che volete, basta che portate la macina molto fine delle mandorle e zucchero. Se usate la farina di mandorle, ovviamente togliete dallo scatolo, dagli ingredienti che sono citati sopra lo scatolo, la quantità di zucchero e la calcolate come zucchero nella pasta di mandorla. Abbiamo visto la pasta arancia e limone, andiamo a versare lo zucchero semolato e a farina con le mandorle che abbiamo fatto precedentemente sul tavolo e al centro facciamo un piccolo buco, andiamo a versare la vaniglia, qualsiasi aroma è sempre a piacere. In questo caso non ho utilizzato molti aromi perché andiamo a mettere direttamente la pasta arancia e il limone. Mettiamo gli albumi centralmente e iniziamo a impastare. Impastiamo fino al punto di ottenere un panetto ben solido, molto facile da impastare questo composto. Ecco, man mano portiamo il panetto, ecco, vedete, subito si raggruppa molto velocemente. Ovviamente ci aiutiamo sempre con qualcosa per raschiare il fondo
del tavolo, ecco. Come vi dicevo, a livello di aromi non è che chissà che ho messo, perché comunque andiamo a mettere, visto che sono agli agrumi, questi dolcetti, quindi andiamo a mettere direttamente la pasta al limone e la pasta arancia, che danno un sapore spettacolare a questi dolci. Ecco, vedete il panetto a questo punto è pronto. Vedete, questo panetto è un panetto universale che va bene con la maggior parte dei dolci a base di marzapane. Io ho diviso mezzo chilo e mezzo chilo di panetti, mezzo chilo andiamo a fare al limone e mezzo chilo all'arancia. Voi se non volete utilizzare pasta all'arancia o pasta al limone, potete utilizzare benissimamente le fialette. Purtroppo se non volete fare la pasta, usate delle fialette già diciamo che troviamo già nei supermercati. Potete fare benissimamente una fialetta e una fialetta. Vado a mettere il secondo cucchiaino colmo di pasta arancia. Come vi dicevo, voi potete fare una fialetta di pasta arancia, una fialetta di aroma arancia nel panetto all'arancio e una fialetta di aroma al limone nel panetto al limone. Come vi dicevo, questi sono due classici pezzi di pasta di mandorla che troviamo nei pacchetti e nelle vetrine, nelle pasticcerie, che sarebbe le paste di mandorle al limone e il divino amore che è all'arancia. Ecco, vado a impastare tutta la pasta arancia nel panetto, nel mezzo, diciamo, del panetto totale, che sarebbe mezzo chilo in questo caso. Ho fatto la divisione. Vado a mettere un'altra punta di albume, giusto per portarlo a morbidezza desiderata, che visto che lo andremo a cuocere, lo portiamo a una morbidezza non molto molle, e in questo caso già risultava troppo duro, quindi ho messo un altro poco di albume. L'albume in questo caso non deve mai mancare. Rompete 4-5 uova e lo utilizzate per l'albume, e poi il resto lo utilizzate in tal caso vi serve. Ecco, ho preso il secondo panetto e vado a mettere un solo cucchiaino colmo di pasta al limone, perché è molto più forte della pasta arancia, e vado sempre a mescolare con le mani, perché comunque è un impasto abbastanza semplice da eseguire, quindi si può fare benissimamente a mano. Se lo facciamo in planetaria facciamo attenzione a non far girare troppo l'impasto, altrimenti avremo un impasto che collasserà sicuramente. Vado a mettere sempre una punta di albume per portarlo, diciamo, a morbidezza un po' più malleabile. Ecco, terminato anche questo panetto, è pronto. Vado a prendere tutti e due i panetti e li metto vicini. Prendo il panetto, quello al limone, posso utilizzare benissimamente zucchero a velo o anche farina, perché visto che comunque dovremo andare a cuocere il prodotto, non dovrà rimanere, diciamo così. Ecco, e vado a fare dei pezzetti da 30 grammi ognuno. Con l'aiuto di una bilancia vado a pesare i pezzi, ovviamente è molto facoltativo il peso, però 30 grammi è proprio giusto, a finire che più grande poi diventa molto pesante, proprio diciamo come quantità per una persona. Invece 30 grammi è proprio giusto, vedete? Vado a spezzare tutti i pezzi per portarli a 30 grammi di peso.
ecco, una volta fatti tutti i pezzi, vado ad arrotolare a pallina prima e poi vado a spingere un po' diciamo tipo croquet e vado a stringere con il pollice e l'indice di tutte e due mani in modo tale da avere questa forma, vedete, che poi sicuramente poi durante la cottura va un po' a distruggersi, diciamo, tra virgolette, questa forma. Voi potete rimanere anche, diciamo, i pezzi di pasta di mandorla senza cuocerli, però cuocendoli rilascia un po' di umidità all'interno e gli dà anche un po' di crosta esterna che è tipica, diciamo, del sapore di questo dolce. Ecco, vedete la forma com'è. Poi in superficie andremo a mettere sia su questo che sul Divino Amore andremo a mettere qui il pezzetto di limone e sul Divino Amore andiamo a mettere il filetto lungo, diciamo, di arancia. Ecco, fatti tutti i pezzi, diciamo, questi qua al limone, vedete come vengono. Andiamo a eseguire quegli altri. La stessa situazione, la stessa cosa vale anche per questi qua all'arancio, cioè ossia Divino Amore. A Napoli li chiamiamo Divino Amore. Andiamo a fare sempre i pezzi da 30 grammi, più o meno sono 15 e 15, 15 prima e 15 adesso. Anzi no, qualcosa in più, vedo sono 18 e 18 più o meno. Sempre vado a fare sempre una forma tipo croquet con le mani. Questa volta rimaniamo direttamente nella teglia in questo modo, perché viene in forma ovale. E andiamo a proseguire per tutti i pezzi. Ecco, vedete, abbiamo quasi completato tutta la teglia. Facciamo direttamente un'infornata nella teglia grande da forno. Vedete come vengono, eccoli. Sia i Divino Amore che le paste di mandorla. Vedete Divino Amore avanti adesso. Proprio tipica forma quasi croquet, sembrano dei croquet. Ecco, adesso vi faccio vedere, vedete, i filetti di arancia e limone fatti da me. Vi invito ad andare a vedere come realizzarli nel mio canale, sezione video. Scorrete in basso, c'è il video dei filetti e la pasta d'arancia. Ecco, vado a mettere un filetto d'arancio tagliato a metà sulla superficie del Divino Amore, vedete? In questo modo. E così via. Ecco, completati tutti i Divino Amore, eccoli come si presentano, e andiamo a fare quelli a limone. Al limone facciamo direttamente un cubetto, il filetto lo tagliamo a cubetti, vedete un cubetto grande sulla superficie di questo al limone, ecco qua, vedete? E proseguiamo per tutti i dolcetti. Vado a tagliare sempre a cubetto il filetto di limone e lo inserisco sulla superficie. Ecco, fatti tutti quanti, completi, vado a infornare, ecco, faccio vedere anche l'altro lato. Andiamo a infornare le nostre paste di mandorla a una temperatura di 250 gradi per circa 5, massimo 8 minuti. Eccoli. Mi raccomando, non li fate stare troppo nel forno, altrimenti si seccano. Ecco, vedete come devono essere. Guardate, giusto quella cottura
si vede un po' di cottura laterale. Diciamo che noi portiamo a cottura, abbiamo l'abitudine di cuocerli per far fare un poco di crosticina sopra. Vedete? Non è chissà che cottura. Vedete questa crosta che si è formata? E poi durante il raffreddamento andiamo a sciogliere come sempre il cioccolato a bagnomaria con acqua bollente, poi spegniamo l'acqua e man mano inseriamo, vedete io ho utilizzato dei pezzi di cioccolato da supermercato classici. Ovviamente più la cioccolata è di qualità, più avremo il sapore buono del dolce in generale. Ecco, a questo punto che il cioccolato poi si va a sciogliere, iniziamo a togliere, vedete come viene, non è che sono neri di cottura o scuri, devono essere solo scottati, altrimenti avremo dei prodotti secchi. Ecco, passati tutti i dolcetti in una teglia, eccoli. Adesso ci prepariamo per la glassatura. Colorante giallo per questi qua al limone. Io ho utilizzato colorante giallo normale, non liposolubile. Fortunatamente non si è cristallizzata il cioccolato, fortunatamente. Poteva succedere. Ecco, vado a mettere qualche goccia di giallo. Utilizzo la metà del cioccolato, ovviamente facciamo prima il giallo, così si avanza. Possiamo fare benissimamente il rosa, perché i Divino Amore si fanno col cioccolato colorato rosa, c'è questa abitudine a Napoli. Quindi vado a fare prima il giallo con la metà del cioccolato sciolto, facciamo i due prodotti con il totale del cioccolato, facciamo prima la metà, l'ho messo in una terrina di vetro, vedete? Ecco, mi sono preparato una spatolina per poi dopo, quando le devo alzare, e con una forchettina vado a glassare i nostri dolcetti di mandorla al limone. Ecco, vedete? Ovviamente una rete con fogli di carta da forno e a fianco sempre il foglio di carta da forno per poi porgerli sopra. E così via, proseguiamo per tutti i pezzi di pasta di mandorle al limone. Vedete, in tal caso inizia a finire il cioccolato, continuate, che così consumate fino all'ultimo, diciamo, della quantità, e così via, vedete. Guardate, il cioccolato inizia a finire, noi insistiamo ad abbassare anche la pentolina, così in modo tale da essere più facile, vedete, la glassatura. Ecco qua. E andiamo ad alzare i pezzi sul foglio di carta da forno. Ci aiutiamo con la spatolina e sempre la forchettina. Poi voi, se vi trovate qualche altro sistema, fate come vi pare, come vi trovate meglio. Ecco, alzati tutti i pezzi dalla rete
togliamo la rete dal foglio di carta da forno e togliamo il cioccolato che è caduto da tutti i pezzi che abbiamo glassato. Ecco, adesso mettiamo il restante cioccolato per farlo rosa. Vedete, io ho sciolto un po' più il cioccolato, quindi vi ho dato l'indicazione giusta per farne esattamente quando ne serve, e vado a mettere sempre 2-3 gocce di rosso nel cioccolato bianco che avremo il rosa, visto che piace a me un po' più carico. Vado a mettere altre 2 gocce ancora. Voi vedete stesso voi a occhio del colore che vi piace di più, se vi piace più intenso o meno intenso, più scarico. Potete anche non metterlo proprio il colore, se non vi interessa proprio questo colore, non lo mettete proprio, così risparmiate anche di avere il rischio di cristallizzare il cioccolato. E andiamo a glassare il Divino Amore. È proprio la caratteristica del Divino Amore che ha questo cioccolato roseo esternamente. Se non si fa rosa a Napoli non è Divino Amore, è proprio un'usanza della pasticceria natalizia napoletana. Continuiamo come abbiamo fatto con tutti i pezzi di pasta di mandorla. Vediamo che alla fine veramente rimane pochissimo e vado a ricoprire. Guardate, quando arrivate a questo punto lo potete fare brissimamente lo stesso, perché si va comunque a glassare, così non rimane niente. Vedete? Ecco, questo è quello che rimarrà dei 400 grammi che vi ho indicato, e vado ad alzare anche il Divino Amore sul foglio di carta da forno. Eccoli, quando sono asciutti, guardate, e vado a mettere in un piatto a piacere, ovviamente. Tolgo un po' di cioccolato in eccesso lateralmente. E faccio un colore rosa e un colore bianco, giallo in questo caso. Vedete, con il foglio di carta da forno siamo molto agevolati nello staccare ogni pezzo, e così via, e il nostro vassoio, voilà, è pronto. Ecco le nostre paste di mandorla e Divino Amore.
raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale, lasciate un commento qui sotto che come sempre vi risponderò a tutti. Seguitemi sempre sui social Facebook, Instagram e TikTok. Condividete questo mio video, sotto al video c'è scritto condividi, condividetelo sulle vostre pagine dei vostri social. Sotto la descrizione, insieme alla ricetta, c'è sempre il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo sempre più competente e interessante. Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!